Dopo 3 gare esterne consecutive, la squadra di casa torna a giocare di fronte al proprio pubblico e ospita la formazione di mister Pablo Ranieri. Benvenuti al Palafranchetti da Udino Baggio per Roploz. Oggi è Mestre Fenice Valdagno. Mette giù Franzoi, dall'altra parte c'è anche Franceschini. Va corto, ruleta, conclusione, si oppone Rubega. Controllo del capitano, lascia lì. Ancora il numero 8, dentro col mancino, non ci arriva su questo filtrante. È partito anche Palma. Palma il controllo, l'aggancia Palma, fuori di poco. Guariento, Filippo tenta il tunnel, manda dalla parte opposta Derek Lambert, 2 contro 1, Lambert, intervento di Petteno. Arrivato anche Fami, va direttamente in verticale dal pivot numero 9 che fa sportellate, castrati. Franzoi va il capitano per Puleo, la lascia Bergamo, conclusione, respinta a palo. Anche da Derek Lambert, tocco d'esterno, Franceschini il blocco, Franceschini trattenuto, Franceschini col destro, buca Rubega al numero 7, Riccardo Franceschini, e fa 1-0 Mestre Fenice al Palafranchetti. E qualcuno forse lo sa già, ma fate attenzione perché c'è una novità a Roploz, sono disponibili le mix card, 3-5 azioni dello stesso giocatore in un'unica partita in formato verticale, link in descrizione. Ma torniamo al campo con Guariento, parte il numero 11, Guariento, il riflesso di Rubega. Alberto Puleo, andare dentro al capitano, invece va fuori da numero 7 Franceschini, la sposta sul destro, conclusione impresa Ongaro, Lambert. Partito Ongaro, Lambert sbaglia il controllo, 1 contro 1, Bellu può puntare, se ne va il piazzato di Bellu sul secondo palo, punisce il Valdagno il numero 10 e quindi raddoppio Mestre Fenice dopo 6 minuti nel duello fisico. Interviene il numero 21, poi Valian Castrati, si gira, Castrati ci prova da fuori, vuole Gennarelli, gli chiama il taglio, Cucchiaia per il numero 9, Valian Castrati, la tocca Sbicego, si salva il Mestre Fenice, sventaglia Filippo Guariento, il controllo, il sombrero su Fami, Guariento, un altro palleggio, mano, calcio di rigore. Parte Filippo Guariento, fischio il direttore di gara, rincorsa col destro, 3-0 Mestre Fenice, Filippo Guariento aveva intuito Rubega ma non basta. Nicolini, Fami, di lui Franzoi che insiste, la perde Fami, Franzoi 2 contro 1, Franzoi, arriva Filippo Guariento dalla parte opposta, messa fuori, il velo, rasoiata Rubega, Fami, Nicolini col mancino, serve Casarotto, ha spazio Casarotto, chiude perché ha scoperto il Mestre Fenice, quindi può ripartire il Valdagno, Fami, Casarotto, col mancino serve Nicolini di punta, riflesso, andare anche dietro, doppia finta, il tiro, Murato, attenzione perché la respinta può favorire il 4-0 palo. Manovra alla ricerca del varco giusto, la squadra di mister Pablo Ranieri, va là dentro, Lambert palo. Una finta, si gira, se ne va Guariento, 2 contro 1, dentro da Puleo, Puleo contro Rubega, grande. Cerca Nicolini, sbaglia il controllo Puleo, dentro da Franzoi, Franzoi, il tocco sotto, si salva sulla linea al Valdagno. Mette giù Guariento, ruleta, manda in porta Franceschini, ancora andare da Franzoi dalla parte opposta, Guariento, doppio passo, Guariento col mancino, serve Franzoi, palo, incredibile. Guariento conduce in mezzo al campo, 24 al termine, vede il taglio di Franzoi, non seguito, Franzoi di fronte a Rubega, questa volta è buono il tocco sotto, pallonetto di Franzoi, è gol numero 3 della stagione. Mestre Fenice 4, Valdagno 0, gli applausi del pubblico. Un secondo al termine, tasto stop, finisce qui l'incontro, la porta a casa al Mestre Fenice, seconda vittoria stagionale per i ragazzi di mister Landi, 4-0 ai danni del Valdagno.